Buonasera, la 79esima puntata di Biancorossi News è dedicata a Pietro Anastasi, che ci ha lasciato venerdì 17 gennaio, ma che è vivo, continua a vivere, perché il suo ricordo ha radici forti nel cuore di tanti appassionati, dei tanti appassionati che gli hanno stretto la mano, dei suoi amici, ma la sua storia è una storia esemplare, la storia di un ragazzo del sud, di Catania, nato nel 1948 alle pendici dell'Etna, di un ragazzo che credeva di poter sfondare nel mondo del calcio e ci è riuscito con grande determinazione. C'è una foto molto bella, la foto di Pietro Anastasi insieme a un mito della Juventus, John Charles, l'attaccante gallese della Juventus, che era già un mito per il piccolo Pietruzzo. Pietruzzo sognava di diventare come Charles e ci è riuscito, grazie a una forte forza di volontà. Attaccante della Massiminiana, la seconda squadra di Catania, del presidente Pippo Massimino, militava in Serie D da ragazzino, era un ragazzino, quindicenne, sedicenne, e si manteneva facendo dei lavori umili. Alfredo Casati, colonna del Varese di quell'epoca, andò a vederlo e disse al commendator Giovanni Borghi, patron di quel Varese: prendiamo questo ragazzo. Anastasi arrivò a Varese nel 1966, nell'estate del 1966, fece grande il Varese allenato da Bruno Arcari, portandolo prima in Serie A e poi nella stagione 1967-68 conducendo il Varese al miglior risultato di sempre, 7° posto in Serie A. Nel 1968, ad appena 20 anni, Pietro Anastasi si è laureato campione d'Europa con la nazionale italiana e ha segnato il 10 giugno del 1968 il gol del 2-0 nella finale ripetuta contro la Jugoslavia a Roma, appunto il 10 di giugno del 1968. Ricorderemo questa sera Pietro Anastasi con tanti suoi amici, con tante testimonianze che non devono essere perdute, perché la storia di Pietro Anastasi è una storia esemplare, una storia che va tenuta nel cuore e custodita per sempre. Grazie. Appena presa la notizia della morte di Pietro Anastasi, il presidente Massimino è corso subito a Varese per ricordare questo campione. Che cosa si porta nel cuore di Anastasi? Ma guardi, io non sono venuto a Varese per ricordare il campione, io ricordo l'uomo. Anastasi è stato una persona di un'umanità eccezionale, mi ha aiutato nel sociale, lui era cresciuto con noi, con la Massiminiana e sapeva le difficoltà che noi avevamo a livello sociale per i ragazzi dei nostri quartieri poveri e si è sempre in silenzio, sempre prestato per la sua Catania e questo è il ricordo che io ho di Pietro Anastasi. Poi il grande campione che ha fatto gol, che è emerso, che è stato campione europeo, quello è un altro aspetto, ma subito l'amico, il fratello, la voglia che lui ha dimostrato sin da ragazzo di credere in un percorso di vita che tanti altri purtroppo non sono riusciti perché non avevano la sua forza, la sua serietà. Questo è il ricordo che ho di Pietro Anastasi. Ecco, da ragazzo com'era, se c'è qualche aneddoto insomma, per ricordare Anastasi, noi abbiamo una bella foto che Anastasi si portava sempre nel portafoglio anche con John Charles, con la maglia della Juve, insomma. Sì, lui è nato juventino, sin da ragazzo e allora andavo a fare raccattapalle alle partite del Catania. In una di queste ci fu questo incontro, questo suo primo sogno realizzato di fare la foto col grande centravanti della Juve dell'epoca. Questo secondo me era già una strada tracciata perché la sua storia è fatta di tanta casualità, ma è chiaro che c'è stato tanto da parte sua di voler arrivare e non è arrivato per caso. Nella vita si dice aiutati almeno dalle nostre parti che Dio ti aiuta,
ma se tu non ti aiuti non ci può essere qualsiasi le coincidenze saranno sempre negative. E da ragazzino lui faceva chilometri e chilometri per venire a fare gli allenamenti alla Massiminiana, si raccordava col nostro massaggiatore, poi ci sono tanti aneddoti che lui sedicenne e i compagni di squadra della loro quarta serie vivevano di stipendi, di premi di partita in particolar modo. E allora poi quando scoprirono questo ragazzino comprato da mio padre da una società giovanile catanese, e poi si mise in luce. Queste però sono tante circostanze che ci vorrebbero giorni e giorni per raccontarle. E però solo questo dico che i compagni più grandi poi lo presero, lo sequestrarono alla famiglia, lo fecero vivere con loro. E fu tutto un crescendo, e allora lo prendevano poi durante la settimana e lo cercavano come se loro erano il padre di famiglia per il figlio, perché no? C'era un intento, quello che Pietro non si ammalasse, perché sennò poi chi faceva il gol la domenica per guadagnare il premio di partita, e allora tutti gli dicevano: Pietro, mi raccomando, non prendere freddo, Pietro, mi raccomando, non fare vita un pochettino così sballata, non da atleta, ma perché erano tutti preoccupati del premio che lui faceva guadagnare a tutti. Questo è un ricordo un pochettino così che ho di Pietro. Chi era Pietro sin da ragazzo? E poi il passaggio al Varese, ecco, come fu con i tempi di Borghi, commendator Borghi, magari ricordiamo anche suo papà, la figura di suo papà. E allora mio padre stava rovinando Pietro perché ce l'aveva come un figlio. E allora ad un certo punto arrivò una prima timida richiesta del Varese e mio padre la rifiutò mettendosi contro tutti i fratelli Massimino dell'epoca che lo collaboravano alla Massiminiana, perché per lui era Pietro un figlio. Poi dopo questa prima richiesta del Varese, Pietro mi sembra che venne a fare qua, perché quell'anno la Massimiliana vinse il campionato, e venne a fare qua una partita di beneficenza, non so, con un istituto bancario. Questa storia l'ho sempre per sentito dire, io ero bambino, però mi ricordo che venne qua e fece sfracelli in questa partita di beneficenza, e allora già c'era stata la relazione del dottor Casati e poi c'era stata, allora il Varese si buttò con un'offerta che non si poteva rifiutare e fu detto qualsiasi prezzo. E allora papà disse: rispondetegli una cifra impossibile. E la cifra impossibile fu, e il Borghi risposero sì subito, immediatamente vollero contattare un nostro dirigente, e in 448 fecero l'affare, perché non si poteva dire no quando loro dissero sì alla nostra clamorosa richiesta, perché non ci volevamo privare di Pietro. Però ripeto, Pietro secondo me sarebbe una storia di vita da raccontare ai nostri giovani di oggi. Gedeone Carmignani conosceva benissimo Pietro Anastasi, di cui ricorda tantissimi aneddoti. Che cosa si porta dentro nel cuore di questo suo ex compagno, che è più di un ex compagno? Cosa mi porto dentro? Tutto, quello che era la nostra gioventù, una banda di ragazzi spensierati che giocava in Serie A, che viveva alla casa dell'atleta, che stava insieme sia in campo che fuori. Io poi mi sono sposato il giorno prima di lui e poi insieme con le mogli siamo andati a fare il viaggio di nozze a Parigi. Io guidavo un'Alfetta, lui era dietro con un'altra macchina, con la Porsche, vabbè. E nell'andare a Parigi dovevamo sempre fermarci per chiedere qual era la strada per arrivare prima a Sempione, poi a Briga, poi a Montreux, poi a Martigny. Non c'erano allora le comodità che ci sono adesso. E quindi cosa mi lega? Mi lega tutto a lui, mi lega il periodo più bello della nostra gioventù. La nostra gioventù sia sportiva
che da ragazzi, alla sera noi rientravamo tutti alla casa dell'atleta, chi rientrava per ultimo doveva salire in pizzeria a Comerio e prendere la pizza per gli altri, ma si rientrava alle 10:30, 11, non più tardi. E questa era un'abitudine che ci legava ancora di più. Ci aspettavamo per completare la serata insieme. Ecco, un campionato vinto di Serie B e il 7° posto, che è il più grande risultato, il risultato più importante della storia del Varese, il 7° posto in Serie A con Bruno Arcari. Nel 68, anno importante, erano i 20 anni di Pietro Anastasi e il 10 di giugno segnò il gol alla Jugoslavia, il gol del 2-0 alla Jugoslavia. Ecco, insomma, se ricordiamo queste annate, insomma, la quotidianità ce l'abbiamo già. No, quell'anno lì tu hai detto bene, 7° o 8° posto, non ricordo bene, però siamo stati alla fine dei giorni di andata al 2° posto, eravamo secondi dietro al Milan, quando battemmo il Milan qui a Masnago 2-1 e poi dopo alla 4ª, alla 5ª domenica del giorno di ritorno battemmo la Juventus 5-0. E quello fu un anno che per diverse giornate restammo al 2° e al 3° posto. Poi dopo lui andò alla Juventus, noi siamo rimasti qua a Varese e dopo 3 anni l'ho raggiunto alla Juventus per un anno. Abbiamo vinto il campionato nell'anno 71-72. 71-72 abbiamo vinto il campionato con la Juventus, poi sono andato a Napoli e lui è rimasto a Torino e mi ha fatto sempre un sacco di gol. Sì, com'era da avversario. Allora, quando vi siete ritrovati alla Juve, che clima c'era, insomma, quando vi siete riabbracciati, 2 compagni del Varese, poi da avversari? Ma secondo me lui ha messo anche una buona parola, evidentemente, perché l'anno lì la Juventus cercava Zoff, non potendo prendere Zoff prese me, che era un giovane che aveva avuto un po' di successi, cioè tante buone partite col Varese in Serie A. E dopo da avversario ci sono state delle partite anche decisive tra Juventus e Napoli per decidere lo scudetto. Lui era un centravanti che sarebbe la gioia degli allenatori di oggi, perché era moderno, faceva reparto da solo, veniva indietro, prendeva la palla, si faceva le sue sgroppate, se c'era una palla che viaggiava in aria lui era così rapido da buttarla dentro, era un centravanti moderno. Ecco, ce l'hai descritto per quanto riguarda il campo, ci ha raccontato qualche aneddoto umanamente di Pietro, che cosa, una sua caratteristica importante che magari. Era un ragazzo che aveva un cuore grande e che aiutava tutti. Cosa ti devo raccontare? Ci ho già raccontato un po' tutto. Era un ragazzo, era più giovane di me di 4 anni, però era sempre prodigo di consigli, perché era un ragazzo che oltre ad avere affetto per tutti i suoi compagni sapeva anche dare dei consigli giusti in campo e fuori dal campo. Era un ragazzo che ha rappresentato per noi la storia del calcio a Varese. Per me ci sono stati 2 personaggi che in quegli anni rappresentavano lo sport a Varese. Uno era lui nel calcio e l'altro era Dino Meneghini nella pallacanestro. Un compagno alla Juventus e un destino comune, dal Varese alla Juventus, come si ricorda Anastasio? Per me è stato molto importante, perché quando sono arrivato a Torino è stato quello che insomma mi ha dato un po' le dritte, come comportarsi, cosa devo fare. Per me è stato molto importante. I ricordi ne ho tanti, perché abbiamo vinto anche delle belli scudetti, quindi non è che. Ma la persona era insomma un ragazzo fantastico, molto semplice, molto leale. Un bel esempio è stato. Fiorenzo Roncari ha giocato, ha avuto grande familiarità con Pietro Anastasi, anche perché poi hanno condiviso una squadra insieme, il Lugano. Sì, diciamo che nel dispiacere, nel dolore di oggi c'è un ricordo meraviglioso di davvero un campione sotto tutti gli aspetti, sia dal punto di vista umano che calcistico.
Ho avuto la possibilità, l'onore di stare con lui per un po' di tempo, abbiamo condiviso la stessa maglia per un periodo e davvero mi dispiace molto questa sua partenza. Purtroppo ci lascia davvero un emblema del calcio italiano, uno di quelli che ha fatto davvero la storia e ha portato in alto il nome di Varese, per cui non ci sono tante cose da dire, tante parole per ricordare davvero un grande campione. Ecco, si ricorda sempre, diciamo, Anastasi in nazionale, Anastasi nella Juventus, poi anche nell'Inter così, ma nel Lugano, insomma, è una parentesi magari poco conosciuta, magari se c'è qualche aneddoto interessante, voi facevate il viaggio insieme, no? Ma sì, i viaggi insieme ne abbiamo fatti davvero tantissimi, tanti chilometri. Diciamo che la prima volta è stata una trasferta a San Gallo, la sua prima partita, e davvero era ancora un momento dove c'erano tanti italiani, soprattutto meridionali, che erano andati a lavorare in Svizzera. Sapendo dell'arrivo di Pietro, diciamo che siamo stati assediati nell'hotel, prima di scendere nell'hotel del ritiro, siamo stati assediati per un'ora sul pullman, non potevamo scendere da tanta gente, era venuta solo ed esclusivamente per vedere, salutare, toccare, parlare con lui, per cui questa è stata un po' la sua presentazione e devo dire tutta la sua disponibilità, la sua voglia, non si è mai sottratto, ecco, anche a queste manifestazioni che potevano anche apparire esagerate, però un personaggio troppo importante per il calcio italiano e per la storia del calcio italiano. Emilio Premoli e Mario Barluzzi hanno conosciuto molto bene Pietro Anastasi. Partirei da Mario Barluzzi, che ricordo ha di Pietro Anastasi. Io l'ho conosciuto quando che lui ha terminato la carriera e che è venuto qui a fare l'allenatore di ragazzi e siamo diventati molto amici. E che tipo di allenatore era quei ragazzi? In gambissima. Dopo lui, da qui, io e lui siamo andati al Monza con Marotta. Lui allenava i ragazzi e io ero Antonio Seconda di Frosio, che abbiamo vinto il campionato, e dalla Serie C siamo andati in Serie B. C'è qualche aneddoto, qualcosa che si ricorda di Pietro, insomma, qualche aneddoto? Pietro è un ragazzo fantastico, eccezionale, un grande amico. Poi siamo diventati talmente amici che giocavamo sempre a tennis. Prima facevamo il singolo 1 contro 1 e poi il mio socio al doppio. E alla sera con le molli andavamo al ristorante dove conoscevo lui, che c'era un suo amico siciliano che ci preparava il pesce, e poi a casa sua a giocare a canastra. Ma a giocare anche le carte allora? Sì, no, facevamo una partita con le molli, insomma, ecco. Una persona eccezionale, un vero amico. Pietro tanto era un uomo, corretto, sincero, una bellissima persona. Poi come allenatore l'ho avuto nel settore giovanile, bravo, ma soprattutto ho avuto anche i suoi figli, Gianluca e Silvano, a giocare nel Verbano. E sono molto contento di avergli dato quell'opportunità qua. Come persona è indiscutibile, basta vedere l'affetto che c'è qua. Come allenatore bene. E poi ha cominciato a girare un po' facendo l'allenatore in seconda da una parte e dall'altra, televisione eccetera, si è un po' sganciato dal campo, però come persona eccezionale. Ecco, ricordiamo che lei era responsabile del settore giovanile del Varese. Sì, ho fatto per anni il responsabile del settore giovanile, c'avevo Pietro agli allievi, Borghi giovanissimi e Balestra alla primavera. Poi è subentrato Morini, abbiamo cambiato un po', comunque questo era il giro degli allenatori, un ottimo settore giovanile c'era, buono, tanti giocatori hanno fatto il nostro settore giovanile, poi Serie A, Serie B, il Bosto ha mandato tanta roba buona, no, era un bel periodo, poi vabbè è finito quello che è.
Appunto, come lo ricordiamo, c'è qualche aneddoto magari su come si approcciava con gli allievi del Varese Pietro Anastasi? No, come allenatore niente da dire, aneddoti particolari che io e lui, la famiglia sua, abbiamo fatto i capodanni, sparavamo i fuochi d'artificio, aspettavamo solo quello. Io con i ragazzini di Gianluca e Silvano e Anna abbiamo fatto bel periodo, insomma, ormai però roba da ricordare e basta. Tony Damascelli ieri in un editoriale che ci ha regalato ha scritto che era un cavallo senza sella ma un cavallo da gran premio. Sappiamo che Premoli è un allenatore di cavalli, un ippico, questa metafora rende giustizia a Pietro? Ci sta perché tanto eravamo coscritti, intanto eravamo due arieti, tutte e due poco social e molto bizzarri, proprio come i cavalli buoni. Tony Damascelli conosceva bene Pietro Anastasi, che a Varese poi ha deciso di mettere radici. Ecco. Beh, sai, è stata una fetta della mia carriera e possiamo dire anche della mia vita, perché Pietro era arrivato a Torino alla fine degli anni 60 e io ho incominciato all'inizio degli anni 70 questo mestiere. Abbiamo vissuto insieme, ero a Torino io, abbiamo vissuto insieme giorni meravigliosi, perché allora si entrava negli spogliatoi, si parlava con loro prima e dopo le partite, negli allenamenti. Era una convivenza bellissima, serena, a volte si discuteva, ma non c'era certo quel clima così tossico come quello contemporaneo tra uffici stampa, divieti, blackout. Pietro poi tra l'altro è stato sempre immediato, genuino, non ha mai dimenticato le sue origini e quindi il rapporto con lui era un rapporto di amicizia, di affetto, era un rapporto di vita, non è un rapporto professionale. Poi come calciatore è inutile che stia io a illustrare, piuttosto ieri nelle partite di campionato, mi auguro non oggi, abbiamo avuto la conferma dell'ignoranza totale del nostro calcio, una mancanza di cultura e di rispetto, non è stato osservato un minuto di silenzio per un campione, ma non un campione della Juventus, non un campione anche dell'Inter, dell'Ascoli, del Lugano, un campione d'Europa. Pietro ha segnato il gol che ci ha dato insieme con Gigi Riva l'Europeo del 68, Pietro ha vestito la maglia azzurra, Pietro è stato un atleta di questa patria calcistica. Ebbene il sistema, il mondo del calcio si è dimenticato di lui, perché si dimentica spesso degli uomini, preferisce le facce alle teste, ignora la storia ed è una vergogna, una bestemmia. Ma Pietro e la sua famiglia qui presente oggi supera questo tipo di gas velenoso che ormai ammorba il calcio di oggi. Pietro rimane il testimone di un'epoca bellissima per la Juventus, è stato un giocatore, un cavallo senza sella, ma al tempo stesso un cavallo da gran premio. Oggi lo onoriamo soltanto perché non c'è più, ma Pietro per me rimane non soltanto nella memoria, rimane come una fetta importante della mia vita. Più di 50 anni che siamo in vacanza da tutte le parti, poi tra me e lui, da quando giocavo qua a Varese, io dall'Inter che mi ero rotto la gamba, sono arrivato qua, me lo sono trovato che siamo arrivati amici da quel momento là fino adesso. Lui poi dopo andava a Torino spesso con le famiglie, andavamo là, oppure quando eravamo qui poi andavamo già a Forte Marmi in vacanza, in Sardegna, eravamo sempre in amicizia quasi una fraterna, e tuttora mi manca, è difficile dire una stupidaggine, ma è la verità. Io sono i 3 giorni, mi manca Pietro e tutte le sere ho sempre il pensiero per lui, continuamente. Lui è stato il primo veramente amico, un'amicizia fraterna tra me e lui, tant'è vero non c'era momenti. L'unica cosa posso dire è che io sono stato un cretino, perché quando ho avuto il problema, perché 2 anni fa la moglie Anna me l'ha detto la cosa, io non ho avuto più il coraggio di andare a trovare. Sono stato un codardo.